Allora, come è iniziata la sua carriera, la sua passione per il giornalismo? Adesso è direttore, insomma, di Rai Veneto, quindi... Sì, allora ho iniziato proprio tra i banchi del liceo scientifico nella mia città di nascita, che è Messina, da cui poi mi sono trasferito, proprio perché preparando, sai, quelle tesine che si usavano una volta a fare per la maturità, mi ero appassionato ai problemi dell'informazione in genere. Poi avevamo visitato dei giornali eccetera e ho detto devo fare il giornalista, ma sono quelle cose quando si dice voglio fare l'astronauta, voglio fare il pompiere o quant'altro. Poi a Padova ho frequentato la facoltà di scienze politiche per qualche anno e già lì ho avuto l'occasione di cominciare a collaborare con un settimanale regionale che mi ha messo alla prova, mi ha fatto capire che era quella la mia vocazione, perché bisogna capirlo, perché non basta dire voglio fare il giornalista, devi capire se sei portato per quella. Quindi dopo 3-4 anni di abusivato, di precariato, come si suol dire, sono stato assunto al Mattino di Padova nel 1978, quindi ormai preistoria. Abbiamo fondato anche la Tribuna di Treviso nel 1980, poi sono stato alla Nuova Venezia per 4 anni e poi dal 1988 sono stato assunto in Rai e lì ho cominciato la scalata al vertice per poi arrivare a fare il caporedattore. E lei prima parlava del fatto che a livello italiano alla fine il Veneto viene riconosciuto per l'acqua alta a Venezia, il carnevale e poco altro, o se no la Lega o altri fenomeni sempre, diciamo, di sì, folklore quasi, che non, più che effettiva notizia. Secondo lei potrà cambiare la situazione? Ma sicuramente oppure... deve cambiare, anche perché il Veneto ha dimostrato in questi anni di non essere solo un fuoco di paglia, se così possiamo definire, ma ha saputo creare le basi per un'economia solida, per dei movimenti politici che si stanno dimostrando non molto solidi anche loro, e soprattutto anche da un punto di vista culturale ha dimostrato di possedere le migliori università, tra le migliori università italiane, la Biennale a Venezia, la mostra del cinema, cioè il Veneto non può più essere considerato, e soprattutto Treviso ne sconta un po' questo, perché il film di Pietro Germi, Signore e Signori, ha condizionato, facendo credere agli italiani che a Treviso si passi solo il tempo ad andare dietro alle donne o a raccontare aneddoti. Un nostro sforzo come redazione regionale nei confronti del TG1, del TG2, dei grandi telegiornali nazionali, è proprio quello di far capire che il Veneto è cambiato, non è più quello, e quindi ogni giorno tentiamo di proporre delle cose che vadano al di là di questi stereotipi che ci contraddistinguono. Parlando invece della Rai, inizialmente diciamo, Rai 1, Rai 2, Rai 3 rappresentavano, diciamo, i canali quasi politici, cioè ogni canale aveva una sua identità anche a livello politico. Secondo lei in futuro si sta già anche magari cominciando ad andare più per una divisione tematica? Per esempio Rai 2 si sta avvicinando molto di più al popolo giovane, mentre Rai 1 diciamo, rimane ancora la televisione ufficiale, sì, classica. Sì, in effetti è sempre stato un po' così, nella lottizzazione, così si chiamava. Il primo Rai 1 andava al governo, chiamiamolo così, alla maggioranza, il Rai 2 all'opposizione, il Rai 3 alla sinistra in genere, al Partito Comunista di una volta o al PD. Questo tende a sparire perché non è più così semplice individuare, perché i grandi partiti sono finiti, le grandi ideologie sono entrate in crisi, quindi è un po' difficile lottizzare adesso, per cui credo che ci si possa avviare serenamente anche con l'arrivo del digitale, che moltiplica quindi la possibilità di avere dei canali a disposizione, di moltiplicare, quindi fare, non so, il TG1 come grande TV generalista, il Rai 2 considerarla come una rete più giovane, con programmi più attenti alle esigenze dei giovani. Il Rai 3 potrebbe diventare, ma è tutta una scommessa, una TV di cultura e sport, che per esempio i grandi avvenimenti sportivi sono ancora quelli che ci danno delle soddisfazioni anche a livello economico.